me ne son da. Quella di fronte a noi è Torcello. È lì che abitava la gente respinta dalla terraferma dai Visigoti. Una volta laggiù vivevano 30.000 persone. Poi quella terra venne inondata. La gente prese la malaria, incominciò a morire. Decisero che dovevano andare in un posto sano. Così hanno messo le pietre delle loro case sui barconi e hanno costruito Venezia. Ora guarda di là di Torcello e vedrai il bel campanile di Burano, un'isoletta sovrappopolata dove le donne fanno pizzi magnifici e gli uomini durante il giorno lavorano nelle fabbriche di vetro dell'isola che si vede dietro, Murano. Poi la sera tornano a casa sul vaporetto e fanno bambini. Dal trasto alla sentiera. Certe notti vanno a caccia di anatre con grandi spingarde lungo i margini delle paludi di questa laguna. Infine, se guardi oltre Murano, vedi Venezia. Alla sueca. Tutti i viaggi hanno un inizio e una fine. A volte, però, il percorso è al contrario. Così è questo viaggio alla ricerca delle origini di Venezia, da inseguire nei territori più remoti della laguna. Ed è sempre lì che cercheremo le nostre radici, per capire il senso di ciò che è di là dal fiume e tra gli alberi. La nostra ricerca dell'origine, nella speranza di capire ciò che siamo, inizia dunque dalla fine. La prima tappa è San Michele, l'isola che ospita il cimitero. Vi giungiamo con un interrogativo fondamentale. Perché a Venezia, come in altre città italiane, i servizi cimiteriali sono amministrati dall'azienda che gestisce i rifiuti urbani? Lo chiediamo a chi, in materia di resti, è uno dei massimi esperti in laguna. Perché chi smaltisce i rifiuti urbani smaltisce anche i cadaveri umani? Sì, ma non è che smaltiamo i cadaveri non sono smaltiti. Cioè io lo trovo una bella ironia sulla miseria Sì, perché tanti assimilano i rifiuti con i defunti, ma sono due cose completamente diverse, abbiamo gestioni completamente diverse. Le competenze del becchino non sono quelle del netturbino. Esattamente, sono competenze e professionalità completamente diverse. E lei come è arrivato a fare questo lavoro? Sono entrato anch'io dalla gavetta, ho fatto il netturbino per tanti anni, dopodiché a un certo punto erano gli anni un po' di lotte di lavoratori, mi sono buttato all'attività del sindacato. Siccome quando facevo il sindacalista era una mia fissazione quella di cimiteri e quando ho deciso di entrare al lavoro l'azienda mi ha dato l'opportunità di entrare nei servizi cimiteriali. Sì, ma perché c'era la fissazione dei cimiteri? Non lo so, perché bisogna avere a mio avviso più attenzione nei confronti di questo tipo di lavoratori, perché mi creda il ciclo completo della salma ci vuole delicatezza, sensibilità, soprattutto quando facciamo le esumazioni che raccogliamo le ossa o i resti mortali, perché non è detto che alla fine del periodo inumatorio quello che troviamo sotto sono ossa. Possiamo trovare, che troviamo? Troviamo resti mortali, ancora salmi. Carne? Sì, si possono trovare ancora residui anche fisicamente, i pezzi anche interi addirittura. Provi solo a immaginare la raccolta delle ossa, che si fa manualmente, perché ovviamente non puoi farla con una macchina, perché tu devi raccogliere osso per osso, di ogni salma. Ma il terreno della laguna, che è un po' salato, un po'... Non aiuta a mangiare, a consumare? No. Conserva magari? Conserva, sì, e soprattutto quando c'è la marea che è abbastanza sostenuta trovi anche acqua sotto e conseguentemente si conserva di più. Par di no, ma si conserva di più. Madonna. Sì. Questo è un cimitero anche noto perché ospita
i resti di famosi. di famosi. Mi fa un elenco di quelli che si ricorda? Sì, allora iniziamo da Stravinsky, Diaghilev, dalla parte dell'evangelico abbiamo Ezra Pound, Brodsky, poi abbiamo Luigi Nono, Tramontin, il re delle gondole, Doppler, quello che ha inventato il famoso esame cardiologico Doppler, l'abbiamo qui. È morto qua? No, è seppellito qui, non morto, è seppellito. No, però qui. è morto a Venezia. Sì, lui in quel caso, ma tanti sono morti fuori, però sono stati seppelliti qui a Venezia. Pound è morto qui però, o no? No, Pound neanche Stravinsky non è morto qui, è stato portato. Abbiamo Elenio Herrera. Pure? Sì. Ma come fa uno a decidere di poter fa domanda prima di morire? Sono famosi, sono personaggi illustri che vogliono dimorare nel cimitero monumentale di San Michele, insomma. Uno li trova un posticino anche per loro. Senz'altro, magari scansi un altro. Certo. Ma non è che avete un lodo lì? Beh, su quello possiamo vedere in computer dopo. Parliamo di numeri, che Sì. capienza ha questo cimitero che è enorme? Qui tra diciamo resti mortali, cadaveri e resti ossei abbiamo più di 120.000 persone, perché anche le ossa sono persone, insomma. Ma se lei avesse potuto avrebbe fatto un altro lavoro? Beh, che discorsi, da giovane, da ragazzo uno sogna di fare Aspetta, poi abbiamo finito, eh? No. Non posso, ti rispondo dopo. No, perché è la terza volta che chiama. Ora... Ma lei è la suoneria più bella del mondo. Sì, c'ho un ex sindacalista, no, l'inno sovietico, no, sovietico e no russo. Per me a destra o centro-destra non esiste proprio, lontano anni luci. Ecco Lo perché... vedo, però lei è lontano anni luce anche dal centro-sinistra, direi. Sì, quello sì. Una volta già diverso, tutto. Senta, un'ultima battuta così, sulla laguna. Quello che vuole. In che senso? La laguna è bellissima. La laguna, solo quando arriva una salma, in terraferma, in tutte le città del mondo, il carro funebre va direttamente sul posto dove dovrà essere seppellito. Qui a Venezia aspettiamo sul pontile di sbarco delle lance, viene appoggiata sul carretto, da quel momento la portiamo fin sul posto, che come vede l'isola è enorme perché l'isola di San Michele è 146.730 metri. Quasi 15 ettari di isola. Quindi se il pontile è uno solo, se da lì devi andare all'estremità ci vuole mezz'ora solo di camminata per arrivare fino al posto di sepoltura o di tumulazione. Non solo vivere è complicato a Venezia, anche morire. Sì, e anche morire è un problema a Venezia, sì. Lasciamo le buonanime dei veneziani riposare in pace e fendiamo questo territorio di frontiera. Un mondo mutevole e inafferrabile, dove l'acqua non è dolce né salata e dove continuamente le terre emergono e scompaiono. Tutto scorre, qui in laguna, in un divenire placido e lentissimo. In questa strana confederazione di isole, i lagunari hanno ben suddiviso i loro compiti. C'è l'isola operaia, l'isola degli agricoltori, l'isola dei pescatori e così via. Ci fermiamo a Murano, un tempo sito industriale di Venezia. Ci accoglie un clima spettrale. 3 patate. È roba buona questa? Buonissima. Sant'Erasmo. Ecco, questo è mio marito, Da dove venite da voi? Sant'Erasmo, ma vendiamo la verdura nostra. Tutti i giorni venite? No, solo siamo noi due soli, 1,80 e 1,73. Bar Poldo, che posto è? Buongiorno. È il bar più vecchio di Murano, intendo adibito come bar, perché magari di ristoranti ce ne saranno anche di più vecchi. No, però bar. Questo qua. 10 giugno del 50 è stato il nostro primo giorno. Il primo ad iniziare è stato mio nonno, con l'aiuto di mia nonna. Lei era venuta qua a Murano per lavorare nelle fornaci e qua ha conosciuto mio nonno, che anche lui a sua volta lavorava in fornace. E Si sono innamorati? Sì, si sono innamorati. E come sono qua muranesi? Secondo me l'aggettivo migliore per i muranesi è onestà,
Sì, perché sono molto onesti. Ah, cioè se mi cadono 5.000 lire per Me terra... li portano indietro. Ah, la polizia non c'ha niente da fare. A Murano no, tra di noi no, stiamo bene insomma. Ecco, se uno vuole andare a fare una serata... D'estate di solito si va a Jesolo, a Jesolo. che comunque è un bel viaggio perché ci vuole sempre un'ora e mezza per arrivare. Ci sono le discoteche, i locali, perché a Venezia insomma va bene per andare a mangiare una pizza al ristorante, perché per il resto... E qua a Murano? Meno ancora. Ma tu hai anche il moroso qui? No, nessuno, sono single. Qual è la cosa più strana che può capitare a qualcuno che abita a Murano? Questa è una bella domanda. E dici proprio oggi mi è successo questa cosa che proprio non lo so. È assurda. Niente. Dici. Niente. Niente. No. No, non so. Con i suoi 4.500 abitanti, Murano è una delle isole più popolose della laguna. Nel 1295 un decreto della Repubblica trasferisce qui da Venezia le fornaci. Per i successivi 8 secoli l'isola diventa così il centro artigianale della Repubblica. Andiamo a conoscere alcune tra le infaticabili forze produttive di questa industriosa cittadina. Questo qui è Murano, è Calle del Cimitero, l'officina meccanica, qua dentro si fa lampadari di tutti i tipi, di ferro, di acciaio, in ottone, qualsiasi metallo. E quanto tempo è che ci lavora lei? 65 anni che faccio questo mestiere. E che mestiere è? Come si chiama? Si chiama metalmeccanici, produttori di lampadari. Ma il suo ruolo qual è? Il ruolo mio è tutto. Tutto? Tornitore, freddista, tornitore di lastra, saldatore, un maestro dei meccanici, insomma. Ma è bravo? Insomma, manina d'oro. Ma sono belle le cose di vetro di Murano? Non ho mai capito se sono belle o no. Sono belle? Non ci stanno più tante fornaci, vero? Com'è la situazione? Senza parole. Non la voglio far fatica. Tutti quanti piace andare in ufficio. Il nostro prossimo approdo è l'isola di Sant'Erasmo, la più grande della laguna, la campagna di Venezia, l'orto che fornisce a tutte le altre isole frutta e verdura. A Sant'Erasmo vige una sola religione, la Castraura. Carlo Finotello è il suo profeta. È il principe, diciamo, dell'orticoltura veneziana, dove riferimenti storici dicono che il nostro doge mangiava la castraura di Sant'Erasmo. È il primo carciofo che si toglie dalla pianta e ce n'è uno solo per pianta. Dovete considerare che sono circa 100.000 le piante, quindi a malapena riusciamo a fare Venezia e un po' di Mestre. Tutti i prodotti che si fanno nelle isole della Laguna di Venezia sono molto più saporiti rispetto alle altre zone, perché noi abbiamo un terreno salmastro che mette sì in stress la pianta per la salinità alta, ma ne risalta molto il sapore. Io, mio fratello e le nostre famiglie coltiviamo circa 10 ettari di terreno, prendiamo su delle prenotazioni sia via internet che telefonicamente, e 2 volte alla settimana con la nostra barca andiamo a consegnare la merce in determinate zone di Venezia. Io sono nato qui da genitori che sono nati qui e sono proprio sarasemino puro sangue.
Murano lo vediamo più come quelli che ci guardano un po' dall'alto. È vero il fatto che a Sant'Erasmo possiamo essere stati i campagnoli di Venezia, però noi di Sant'Erasmo siamo sempre usciti come gran lavoratori e quindi siamo molto stimati per questo. Per esempio però lì mi dicono noi non siamo veneziani. Voi come siete? Veneziani? Siamo molto campanilisti sul fatto di essere di Sant'Erasmo, quindi questo non c'è, come Burano è di Burano e Murano è di Murano. Germano Reale, la Folega, la Zavola, il Mestolone, il Codone, il Fischione, la Marzaiola, il Munaro, che è un tipo di come un'anatra. Ah, è quella la postazione? Sì, questa è una delle tante postazioni. Metti la barca dentro e dopo qua ci va delle canne per nascondere la pupa, no? Ma perché sennò gli uccelli si accorgono che c'è la barca? Sì. Certo, ma anche una pistoletta mi ha portato. Non si può. La caccia in palude, sì, è diffusissima, è limitata però. Ci sono di giorni che non puoi andare perché è chiusa. E se il guardacaccia vi becca, sono guai. casi acidi. Devi andare a occupare il posto presto e allora parti il giorno prima. Come il giorno prima? Sì, perché è tanta gente. E vabbè, e poi che fa qua tutto il venerdì? Così, passi la nottata in barca, dormi in barca. Come dormi in barca? Dormi. Non fa freddo? No, c'è le coperte. Ma non si sente solo? No, perché sono in compagnia, senti tutti i rumori che fa l'acqua, selvaggina, gli uccelli, senti tutti i rumori, pare c'è un silenzio, toba. Dopo quando è le 3:30, 4 del mattino, prepari la botte, la metti bene a posto, la mimetizzi bene e dopo con la barca viene messo dei richiami a una ventina di metri. I zimbelli? Di zimbelli vivi e quelli impagliati, diciamo. L'uccello perché è attirato dallo zimbello? Perché va in cerca di compagnia e viene richiamato, dopo hai i vari richiami. Questo è il vischione. Questa è la lavola. Questo è il codone. A volte ci crede, a volte no. Ma perché lei è vestito come Rambo? No, come Rambo. Tutto mimetico. È una tenuta mimetica. Una moda che è venuta fuori negli anni 70. Ah, ok, di vestirsi così da quando che si da soldato. Sì. Diciamocela tutta, suo padre non andava in giro così. No, a fatica se aveva una giacca d'inverno. Quindi quando vi ritrovate tra di voi siete tutti vestiti così? Presa poco, sì. È tipo un esercito. Sì. Dunque se c'è una cosa che voi lagunari sapete fare è remare. È come in terraferma andare in macchina. Le nostre macchine. Guarda, uno c'è proprio di fronte qua per punta. Ce l'ho! Oh, ma com'è? E ora ringrazia Santa Lucia che te la dà la vista. Lei è bravo? Mediocre. 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 Cioè lei esce, passa una notte qua al freddo, con le pantegane, nella solitudine e torna a casa magari con una zavola. O niente. Più delle volte niente. Più delle volte niente? Sì. Ma chi glielo fa fare? Te l'ho detto, la passione. La passione. Sbarchiamo dall'unico forestiero dell'isola, giunto fin qui d'Oltralpe per amore di questa terra. Sono arrivato qua, diciamo, 15 anni fa. Sono arrivato perché la mia moglie diceva non ne posso più di grandi case, voglio una piccola casa con una grande vista. E poi quando ho comprato una casa, i contadini qua mi hanno detto ma tu sai che hai comprato la migliore terra dell'isola? Era una terra abbandonata. Dunque c'era un po' di pressione. Ho chiamato amici che fanno gran vini in Francia, siete pronti a aiutarmi? Ok, ti aiutiamo, una sola condizione, fai un gran vino. Però questo è un terreno particolare, immagino. Qui abbiamo un micro terroir molto speciale che fa il vino, perché non è l'uomo che fa il vino, è la terra. Qui abbiamo un vino tanto potente perché siamo sull'argilla, abbiamo i sedimenti rocciosi dei Dolomiti portati nella laguna che dà mineralità e di più abbiamo il calcario delle conchiglie. Dunque questo terroir molto speciale fa un vino che è lui, non assomiglia a altri vini. Qualcuno mi dice che lei mette le bottiglie poi... Sì. È una leggenda? No, non è una leggenda. Mettiamo i nostri bagni a invecchiare 9 mesi nella laguna. Abbiamo affondato un sandolo e mettiamo le bottiglie in fondo e lasciamo 9 mesi perché quando la laguna è troppo calda le togliamo. Ma perché?
Perché una buona cantina non hai luce e la temperatura è molto molto stabile. E poi una bella storia. E gli abitanti come sono? Uno un giorno mi ha fermato e mi ha detto: Michel, è la prima volta che vedo il nome di Sant'Erasmo su un'etichetta. Cioè è diventato un isolano. Sì. E io dico, non sono di Venezia, sono di Sant'Erasmo, perché non è la stessa cosa, non è il stesso mondo. Ma ho capito che tutte le isole hanno un po' la loro identità qua, Sì, no? sai che ogni isola detesta l'altro. L'altra è normale. Sai che parlano lingue diverse. Sì, è una cosa, è molto italiano, ma è bene, perché tutte le tradizioni stanno morendo. E qui la gente continua la tradizione. Sono sopravvissuti. Normalmente dovevano morire e hanno combattuto per sopravvivere e lo fanno molto bene. Tra i campi coltivati dell'orto di Venezia siamo ormai a fine giornata. La laguna si appresta ad accogliere il buio, sui versi di un'ispirata voce locale. Specchio, specchio delle mie barene, chi è la più bella delle sirene? Nessun dubbio canto, mi incanto, la più bella sei tu, di tutto il paese. Giungiamo infine alla Torre Massimiliana, un tempo presidio asburgico a difesa delle bocche di porto. Oggi circolo tutto femminile animato da novelle stiliste. Che sei tu? Che fai là? Sto facendo il manichino, dobbiamo fare una stella per lo spettacolo di Carnevale. 5 punte devono essere. Sì, vabbè, il cappello ce lo... Uno. Lo facciamo dopo. 2, 3, 4, 5. Sì, ma lì le gambe come sono? In testa metteremo un cappuccio, faremo una struttura sotto col cartoncino a cappello a mo' di... Abbiamo fatto una bellissima sciarpetta in seta per Margaret von Trota e questa è stata la nostra partenza. Cosa ha Sant'Erasmo che le altre isole non hanno? I profumi, i colori, perché anche adesso che siamo in inverno se le scatti una foto ti vengono dei colori splendidi. Qui è proprio natura, è natura. Sembra di essere campagna pura, ma anche di quella di anni 70. Poi io giro spesso in bicicletta perché raccolgo i legni riportati dal mare, metto tante campanelle così suonano col vento. In questo modo apprezzo anche l'alta, la bassa marea, cioè io ogni volta che esco da casa vedo un paesaggio completamente diverso. E non dimentichiamoci i tramonti. Sant'Erasmo, dei tramonti stupendi, si accapona la pelle. Anche le stelle si vedono bene a Sant'Erasmo. Che faccio, mi trasferisco? Ma secondo me sì. Ti insegniamo dov'è Orione, le Pleiadi, Venere. Sì, noi conosciamo le stelle, te le possiamo raccontare. Davanti alla punta più a nord di Sant'Erasmo c'è l'isola di San Francesco del Deserto. Qui, sin dal XIII secolo, sorge un convento di frati minori. Di ritorno dall'Oriente, dopo aver incontrato il sultano durante la Quinta Crociata, San Francesco sarebbe approdato su questa terra, salutato da un festoso canto di rondini. Dei molti frati che nei secoli sono passati da qui, oggi ne sono rimasti solo 7. Il mio nome è frate Roberto Cracco e da 12 anni vivo in questo luogo, l'isola di San Francesco del Deserto. Così mi è stato chiesto dai superiori, dall'obbedienza. E come ha accolto questa richiesta dei suoi superiori? Con gioia? Con disponibilità e anche con curiosità. Poi dal momento in cui uno abbraccia questa vita, sa che entra a far parte di un ordine
e quindi con la possibilità di essere assegnato a prestare il suo servizio in una di queste, quindi come fraternità naturalmente. C'è un posto che dice proprio speriamo che non mi mandino lì, nell'intimità del suo cuore. Tutti i posti sono belli, dipende dalla fraternità, se c'è affiatamento tra i frati, ecco, poi il luogo è relativo, perché proprio questo posto che può essere bellissimo, è bello, però se non c'è armonia, se non c'è accordo, rispetto tra, che può succedere, siamo uomini, può diventare un inferno, insomma, no? Effettivamente qua se un bisticcia con qualcuno, dice neanche sbatto la porta e esco, devi prendere la barca, poi lei neanche nuota, mi ha detto. Tanto è vero, insomma, che qui non è che non c'è la fila da parte dei frati per venire qui, ecco, non fanno a botte per arrivare qui. Ci muoviamo verso Burano. Un tempo, per chi vi giungeva a remi da Murano, era come andare in India. I buranei, orgoglioso popolo di pescatori, sono noti per la loro anima indomita e forastica, ma anche per l'ardente sguardo visionario. Questo è un cantiere nautico, dove facciamo le barche. Abbiamo iniziato a fare le barche in legno, quelle tradizionali, e poi il titolare, Agostino Amadi, aveva deciso di fare le barche in vetroresina. Per il discorso della manutenzione, cioè le barche in legno hanno una certa manutenzione da fare, livellatura, pitturazione, invece la vetroresina hanno bisogno di poca manutenzione. La barca che abbiamo provato questa mattina, quello è un mototopo, una barca da lavoro. L'unica particolarità è che la propulsione è sia diesel che elettrica, praticamente ibrida, appunto per evitare nel centro storico di Venezia l'accumulo di smog dei scarichi di motori. È un po' il re della mototopo, Amadi. Esatto, il mototopo. Ma perché si chiama mototopo? Il topo è fatto... è stato... cioè mototopo perché è il motore, è il topo la forma della barca. Ma topo tipo topo, tipo ratto? Tipo... No. Perché adesso topo? Tipo gatto e topo? Gatto e topo. Il mio robo è elettromeccanico, installazione di motori e l'impianto elettrico che riguarda tutta l'impiantistica del motore. E ti piace fare il tuo lavoro? Sì. Perché? Sono 39 anni che sono qua. Appena uscito dalle scuole medie sono arrivato subito qua. Nell'81, siamo nel 2020, sono 53 anni. Cioè tu in vita tua hai lavorato solo per Amadi? Solo per Amadi. Questo è il primo unico lavoro. Non hai mai pensato di andare a fare un altro lavoro per qualcun altro? No, ormai sono nato qua e ormai è la mia vita qua. E la concludo qua. E se ti offrissero un sacco di soldi? No. E qual è la cosa che ti rende più felice della tua giornata di lavoro? Quando che faccio una cosa e viene realizzata bene come la voglio io. Perché se non viene bene, lo smonto e lo rifaccio un'altra volta finché non viene fatto bene. Sei un preciso? Esatto, un pignolo preciso. E come sono i tuoi colleghi? Niente, i miei colleghi ci aiutiamo, ci consultiamo, è un imprevisto, ci chiamiamo, insomma siamo una troupe. Una squadra? Non c'è mai qualche litigio? Ci può essere, però dopo tutto passa. No, ai 5 minuti poi tutto passa. Chi è il capo qua? Il capocantiere sono io. Quindi poi alla fine comandi tu? Sì. È bello perché inizia circondato dalla laguna e dei colori delle case, che è bellissimo. E questa è un po' la fine del mondo, un po', no? La frontiera. Sì, è come l'isola del Peter Pan, l'isola che non c'è. Quando c'è la nebbia, non nebbia. Prima di scoprire Burano, ci consigliano di visitare l'isola accanto, Mazzorbo, per andare a vedere la vista più bella della laguna nord. Tra una battuta di caccia e una bottiglia di amarone, sembra che Hemingway amasse passare il suo tempo qui. Questa è una punta dell'isola di Mazzorbo e direi anche la più bella, perché si nota proprio tutta Venezia.
Noi ci crediamo perché non la vediamo tanto bene. Mi spiace, comunque si vede nel fondo il campanile di San Marco che è il più grande, quello di San Giorgio. E quindi abbiamo scelto il giorno sbagliato. Questo sì, perché in questi giorni che c'era il sole era proprio limpido. Che sfortuna. Qua siamo esattamente nell'isola di Mazzorbo. È un paese rimasto piccolo ormai, era un'isola fatta di cacciatori, pescatori, agricola, molto agricola. Però era anche un paese dove si radunavano i poeti, i pittori. Oggi? E oggi siamo rimasti talmente in pochi e chi lavora e soprattutto i giovani vanno nell'industria. Chi è passato qua? Sentivo parlare in casa dai miei familiari che veniva, dicevano che portavano questi artisti a caccia, tipo Hemingway, e poi dicevano i miei, se per sera trovava qualche pollo arrosto e con la caraffa di vino si metteva sotto la pergola e là creava, mangiava. Papà diceva che questo signore gli piaceva andare a caccia e poi si trovavano tra cacciatori e questo è una cantilena che ho sempre sentito nominare per casa. Ma è vero che poi Hemingway portava gli osei qua a cucinare e a mangiare? Questo adesso probabilmente non ero neanche nata. Ma mi dica di sì però, se no io che sto a fa qua? Probabilmente sì. Ma poi si mangiavano questi osei? Certo che si mangiavano, era la vita che si viveva qui nelle isole, chi di caccia, chi di pesca, o poi venivano barattati, per dire io ti do al panificio una salvagina e te mi dai il pane. Ma avete sempre avuto questa casa? Sempre questa casa che era un vecchio convento, le Cappuccine, Mazzorbo ne aveva più di uno. Quanti? Ma la storia dice che erano tra conventi e chiese una decina. E poi? E poi Napoleone ha semplicemente mantenuto questa, che è la chiesa di Santa Caterina. È un posto che quando io arrivo, scendo dal vaporino, mi sembra di essere in un altro mondo. Chi è romantico, chi ama scrivere, chi ama leggere, ha tutti gli ingredienti proprio per farlo. E lei è romantica? Anche troppo. Com'è il rapporto tra Mazzorbo e Burano? C'è un detto che dicevano sempre che il ponte ci divide. Ma è vero che le fanciulle che attraversavano il ponte... Sì, perdevano l'onorabilità. Guai passare il ponte a Mazzorbo con il fidanzato poi. Che succedeva? Niente, che venivano subito, come si dice, quella è andata a Mazzorbo col moroso, chissà cosa succedeva. Si fornicava? Non lo so. Diciamo che forse il basetto ci scappava meglio. Vogliamo lasciare un'ultima così? Venite a visitare l'isola di Mazzorbo. Ma questa è un po' troppo turistica però. Mi dica una cosa più intima. Venite a trovarmi a casa mia. Ecco. Tra panni stesi e case colorate, il cielo finalmente si apre sopra Burano. Sullo sfondo si intravedono le Dolomiti. Incontriamo un pescatore di Moeche. Figlio di un altro tempo, ci racconta di un mestiere in via d'estinzione. Quando eravamo piccoli attraversavamo il canale a nuoto, facevamo una scaletta là sulle dame, sulle bricole, ci tuffavamo da bricco. Adesso è cambiata molto perché ci sono molte più barche, distruggono tutto. La nostalgia di farlo ce l'ho sempre perché quando non ho niente da fare dico, ma sai che vado a buttarmi in acqua. E là mi sento bene perché mi ricorda quando ero bambino cosa facevo, cosa non... È una roba grande. La laguna a me dà da mangiare. La mia giornata incomincia svegliarsi molto presto alla mattina, è ancora notte, 4:30, no? Tempo di una merenda, esco fuori verso le 5 e poi fino a che è sera non ritorno a casa. È un lavoro duro, sono rimasto uno dei pochi a farlo ancora, in tutta la laguna di Venezia. Guarda, di giovani, io sono dell'80, 1980, siamo rimasti in due.
Io non ho mai voluto studiare perché non mi piaceva andare a scuola. Poi vengo da una famiglia non è ricchissima, no? Per non stare sotto mio papà e mia mamma praticamente, io a 14 anni e mezzo ho detto mamma, mi sono stufato e vado a lavorare. Così ho provato 19 anni fa e sono ancora qua. Come pesce non si vive più, non si vive, guadagni appena per la benzina della barca. Viviamo per i granchi, con la cattura di granchi, poi faremo e portarli a vendere. Quando è maturo il granchio la sa muta e diventa mollo. E quando è mollo è pronto per toglierlo. Vedi, questa è una moecca. Mi piace il lavoro, per quanto faticoso sia, per quanto mi maledisca, perché sono mattine che mi maledisco, te lo giuro. Qualche volta ho anche pianto perché magari ho stress nervosi, no? Non ce la fai più perché a lavorare tutti i giorni, tante ore, si fa fatica, si fa tanta fatica. Quando esci con la barca a tirare su tutte le reti tutte le mattine, perché ci sono 60-70 reti tutte le mattine che ti aspettano là, ferme. Lo consiglieresti ai tuoi figli? Cosa ti piacerebbe che facessero? I miei figli basterebbero che fossero brave persone, possono diventare quello che vogliono. Quando mi sveglio all'alba non c'è nessuno, non c'è una barca, senti il profumo dei fiori, no? Bello. Quello è bello. Cantare all'aria aperta, perché io mi metto a cantare. Soprattutto quando ero solo cantavo tanto. Vivresti in terraferma? E cosa farei? Che lavoro posso fare in terraferma? Anche a me la città mi affascina. L'unica cosa è che quando vado ho emicrania. Non ci riesco a restarci. Proprio no, un secco. Ti dico che i buranè, no, quando torno da là, mi dicono che sono stato in ospedale. Sbianco. Oh, e dopo anche le case, come tutti i condomini da 10 piani, tutti intorno. Una gaera, va a venire gaera. No. Di ritorno in paese, prima che giunga il buio, ci concediamo un'ombra. Strighetta è il mio soprannome, ho fatto il gondoliere, sono di dinastia dei gondolieri e il mio soprannome deriva dalla gente che viveva nelle lagune una volta, c'erano gli accampamenti, delle streghe, degli strigoni e quei tempi nel Medioevo si usava praticamente aver paura di questa gente. I miei avi andavano lì, erano con loro, trattavano e dicevano voi siete strigati e il mio soprannome è Strighetta. E Spinassi perché mi hai detto invece? Perché sono andato a lavorare, avevo 15 anni, ero un po' esile, con braccia e tutto. E mi ha detto Spinassi, braccio di ferro. E da lì Spinassi. E qual è il tuo lavoro? Meccanico. Era, perché sono pensionato. E Burano ogni anno fanno una rassegna, così, ognuno si inventiva, fanno un presepio. E io lavorando il ferro, bulloni e dadi, mi sono messo così. E da lì ho cominciato a farne una all'anno, finché una volta a San Marco, una volta a Burano, un'altra volta alla Laguna. Quanti anni hai lavorato da gondoliere? Il gondola 50 anni. 50 anni? Avevo 15 anni che ho iniziato. E come mai? Perché mio padre era gondoliere, ho 2 fratelli gondolieri. Tu però non sei un gondoliere qualunque, diciamocela tutta. Un gondoliere, posso dire che la mia dinastia è il gondoliere dei papi. Mio padre nel 63 ha portato Papa Giovanni, poi ha portato nel 72 Paolo VI, poi Luciani e nell'86 ha portato Wojtyła. E 5 anni fa è arrivato Ratzinger qui a Venezia e ci hanno chiesto di portarlo, però è stato il Vaticano a chiederci, perché aveva fiducia in questa dinastia di gondolieri. Vedi questa persona che viene avanti, tutto bianco, con le scarpette rosse però, e poi viene, si è lanciato in gondola, dovevo prenderlo, si è lanciato, pensava che fosse, non so, un aquilone, che non so,
L'abbiamo preso al volo, l'abbiamo messo là e l'abbiamo portato. È un'emozione molto grande. Guarda, ti dico la verità, forse è stata l'emozione più grande della mia vita. Ne ho vinte di storiche, di regate, però quella è stata la cosa più bella. Campione assoluto delle regate storiche, che vuol dire? Quante ne hai vinte? Io ne ho vinto 5, campione assoluto è essere re del remo. Re del remo. Sì, re del remo significa vincere 6 storiche consecutive. Tu ne hai vinte 5? Sì, ma non consecutive. E tuo padre? Ne ha vinte 14, ma 6 consecutive. È un posto che è destinato più o meno a scomparire. Esatto, come tutta la laguna scomparisce. Tutta la laguna. Infatti siamo rimasti, eravamo 7.500 persone, siamo 3.000 nel scaso. Neanche a 2003. Venezia eravamo 150-200.000, siamo a 60.000. Tutto sta morendo piano piano, ti dico io. Come chiudiamo? A Buran, se sta ben, qua se magna, se beve, se sava. A Buran, se sta ben. L'isola di Torcello è l'ultima tappa del nostro viaggio, la fine che è in realtà un inizio, l'approdo dove tutto sorge, l'origine fisica della laguna, il nucleo storico di Venezia, ma anche il luogo che custodisce l'origine del nostro spirito, di là dal fiume e tra gli alberi. Hemingway ha lasciato comunque delle tracce importanti, qua ha iniziato a scrivere un libro appunto Di là dal fiume e tra gli alberi, era molto amico del nonno perché frequentava la Risbar, quindi mio nonno Giuseppe Cipriani, che ha aperto la locanda negli anni 30, è stato così un visionario, se vogliamo, un folle anche magari, diciamo così. E come gli è saltato in mente? Ma lui amava molto Venezia, ma molto appunto la laguna e tutto quanto, aveva visto questa casa che era una rivendita di vini e oli e l'ha comprata. Prima della guerra l'ha fatta aperta come ristorante, poi chiusa durante il periodo della seconda guerra mondiale e l'ha riaperta poi successivamente nel 1946, facendo anche poi nel frattempo, aveva fatto le camere che sono al primo piano, poche camere sono, e poi da là è iniziata la storia della locanda. Ma come si faceva a convincere la gente a venire qua? Ma lui diciamo, aveva già aperto la Risbar a Venezia, quindi poi la clientela era quella. Reali tanti, la famiglia reale inglese praticamente tutta, dalla regina madre, la regina Elisabetta, principe Carlo e le Diana di allora. Hanno mangiato prosciutto e castraure e tagliolini verdi gratinati e poi filetti di soglio alla carlina, è un piatto che ha inventato mia madre. Mitterrand era un nostro cliente affezionatissimo perché lui aveva la casa a Venezia, quindi era sempre qua. Giscard d'Estaing che alloggiò qua durante un summit internazionale e facemmo la colazione la mattina con, pare ci fosse il presidente Carter all'epoca e la Thatcher. È il più simpatico tra questi? Pertini è stata una bella esperienza, molto simpatico, ma devo dire un po' tutti, non sono persone simpatiche o antipatiche, è di come ti poni tu con le persone. Come mai Bonifacio? Non so, c'è un padre particolare. Come tinto educatore? Un egocentrico, quindi se vogliamo, anche come persona. E diciamo che ho scoperto la sessualità prima degli altri, ecco, forse quello sì. Questo, mi ricordo che a casa a Roma avevamo le pagine centrali di Playboy appese un po' dappertutto, ma io ero un bambino piccolo, quindi i miei compagni delle elementari quando venivano a trovarmi a casa dicevano alle mamme: mamma, fatti anche tu delle foto così. Comunque diciamo che tu non c'hai mai avuto il momento in cui il padre va dal figlio e gli dice: guarda, questi sono gli uomini, queste sono le donne. Forse mi sarebbe tornato utile. Quindi magari non... Ha mai commentato le tue fidanzate? Sempre. Tipo? No, mai bene niente. Alfio, Davide, Giorgio, Gianna, Teresa, Miranda e io Alessandra, Nicoletta, Paolo, Sandra e Lele, Daniele sarebbe. Alessandra, la intervistiamo in quanto una dei 12 rappresentanti viventi di quest'isola. Viventi, grazie a Dio. Come mai solo 12? 12? 11, ma va bene anche 12. No, comunque. o sono 11 o sono 12. 11, Il 12esimo chi è?
Non lo so, sarà ma una volta verso gli anni 60 faceva 180 abitanti. Più in là nel tempo addirittura 20.000. Sì, in origine sì, il primo insediamento della laguna, quindi 20-25.000 abitanti, 12 chiese, palazzetti, eccetera. Era città serenissima di Torcello. Perché così sereni? Sereni perché lo siamo sereni, basta vedere l'isola, è magica, e quindi eravamo a mezzadria tutti contadini. Lei andava a scuola in fondo alla via, no? La nostra scuola era dietro alla locanda Cipriani, eravamo 2 in prima elementare, mi ricordo. 2, lei e un altro? Io e la cugina di mio marito, poi 2 in terza, non c'era la seconda, poi c'era la quarta e la quinta. E lei l'ha letto il libro, quello di Hemingway? Il di là del fiume tra gli alberi? Non l'ho letto tutto, l'ho letto a grandi salti, diciamo. Ti è piaciuto? Sì, in certe parti sì. Si sapeva fare comunque. Hemingway sì, poi si aveva anche il carico giusto, mi sembra. Una buona dose d'alcol aiuta, no? Lei si ricorda qualche reale che è venuto qui? Sa, da Cipriani vengono tutti questi, gli attori. Sì, è venuta la Lady Di e il principe Carlo. Bella Lady Di? Sì, una bella donna. Anche lui stranamente, che visto in televisione no. Però non gli daresti 2 lire a lui? No, non gliele do proprio né in TV, neanche non gliele do. Qualche attore? Attori sì, Kirk Douglas, sì, poi Walter Matthau, la Carla Fracci, Nureyev qua? Sì. Bello. Si è rifugiato in museo perché tutti quanti andavano dietro. Strano questo fatto però, che un posto così piccolo, un po' sperduto, ci arriva tutto il mondo. Sì, no, non è strano, è una calamita che attira magicamente, non è strano. Tra gli 11 residenti di Torcello c'è chi vive un po' isolato in una grande casa vicino al Vaporetto. Rivolge lo sguardo alle Dolomiti, all'origine geologica della laguna. Nel 1789 un francese, stando nell'alveo del fiume Piave, prende dei sassi che ci sono nell'alveo e scopre, mettendo un po' di acido cloridrico sopra, visto che lui era un geologo, che non si tratta di calcare. Non è del CaCO3, bensì è del CaMgCO3 preso 2 volte. Dice wow! Ho scoperto un nuovo tipo di roccia. Lui si chiamava Guy Tancred de Théodorat de Dolomieu ed è per questo motivo che davanti, oggi non le vediamo, abbiamo le Dolomiti. Le Dolomiti però hanno la particolarità di avere l'Mg, cioè questo magnesio all'interno, che rende molto fragile la roccia, per cui le Dolomiti, invece di essere tozze, grandi, come le altre Alpi, sono tutte frastagliate e alla base delle Dolomiti, proprio perché sono più fragili, ci sono dei coni di deiezioni, cioè tanti sassi, dei cumuli, e attraverso la pioggia e i torrenti questi sassi dalle Dolomiti rotoleranno per 120 km fino ad arrivare nel mare Adriatico. All'inizio sono sassi, ma poi dopo aver rotolato diventano una poltiglia, un sabbione, un'argilla, e quando l'acqua arriva nel mare Adriatico non c'è più differenza di dislivello. Il mare è tranquillo e tutto quello che è in sospensione si deposita a destra e a sinistra dell'alveo. Abbiamo questo primo deposito, la Velma, che vedete è questo verde scuro, e poi questa Velma cresce, dopo 300 anni avremo una vegetazione alofila che resiste al sale, che cresce sopra, che si chiama Barena, che è questa che vediamo qua davanti. Il terzo livello è dovuto al fatto che gli abitanti tolgono il fango che si accumula nel canale, lo buttano sopra la Barena, che si alza e diventa l'isola. Ecco i 3 livelli della laguna di Venezia: Velma, Barena e isola. L'isola diventa opera dell'uomo. Le isole sono tutte artificiali costruite dall'uomo. Poi gli abitanti di questi luoghi avevano capito che piantando un tronco di legno all'interno della Velma, in assenza di ossigeno, questo tronco diventava come cemento armato e quindi si poteva costruire sopra. E si poteva costruire Venezia. E così è stata costruita Venezia, esattamente. Quindi sono palafitte di base. Alla fine siamo su palafitte. Per esempio abbiamo la confluenza di 2 canali, il canale della Giudecca e il canale del Canal Grande. Alla fine abbiamo la punta della dogana con una basilica, la Basilica della Salute proprio sopra. Ebbene, per sostenere il peso della Basilica della Salute furono piantati 1 milione di tronchi d'alberi. È un'opera titanica.
Beh, allora si lavorava. In questa casa che ho ereditato di mio zio, che è stato un famoso artista negli anni 50, 60, 70, infatti questa è una delle sue opere, lo zio raccontava poi questa bellezza attraverso i suoi colori, ma nella casa che è di fronte, proprio dall'altra parte della Palude della Rosa, c'era la musica e Gida Sartori, la più famosa clavicembalista del 1900. E la cosa divertente è che mio zio era appena rimasto vedovo e io venivo a trovarlo perché dalla montagna si usa mandare qualcuno a fare compagnia allo zio. E insomma, io vedevo ogni tanto che c'era una luce che si affacciava su una lanterna di sera, come qualcuno che faceva dei segnali. E mio zio diceva, vado al concerto. E mi dicevo, vengo anche a me. E lui diceva, no, il clavicembalo non ti piace. Ma sì, no, va a dormire. E io allora, va bene, ti aspetto. Insomma, io andavo a dormire, aspettavo, insomma, tornava il giorno dopo. E io gli dicevo, ciao, che lungo sto concerto. Ah sì, la gassonà tutta la notte. Ecco lo zio. A proposito di artisti, Hemingway era di casa qua. Hemingway combatte lì in fondo perché il Piave è a 15 km da qui e quindi lui deve passare l'unica strada che da Venezia va verso il Piave, passa proprio qua davanti, proprio è Altino, la vecchia Iesolana. C'è un ponte sul Dese, lui si ferma sul ponte e vede il campanile di Torcello e dice voglio andare lì. E così alla fine della guerra si fermerà, forse siete già stati in Locanda Cipriani, da Giuseppe Cipriani, e lì ogni giorno andava a caccia e a pesca. La sera, quando torna, ovviamente, Giuseppe Cipriani, che era di Verona, gli fa assaggiare questo nuovo vino che è l'Amarone. Gli piace talmente tanto che ne beveva 7-8 bottiglie a sera. Sfido chiunque a scrivere, infatti tutti dicono che Al di là del fiume tra gli alberi non è uno dei migliori libri di Ernst Che Hemingway. è il titolo del nostro programma, tra l'altro. Tra l'altro. Come si sta da esseri umani in un paesaggio alla fine del mondo? Ancora questo è uno dei luoghi dove si vive con la natura e il ritmo è dovuto non tanto al cambio delle stagioni, ma all'acqua che sale e scende. Quello è il ritmo della laguna. Non si ha la percezione che il tempo trascorre. Bisogna sapere prendersi il tempo di godere. Questo ti permette di invecchiare di meno. Ecco, a Torcello si invecchia di meno. La laguna sta svanendo, i suoi abitanti emigrano, i mestieri scompaiono e anche le barene sono erose dal moto ondoso e dall'incuria umana. Dietro la basilica di Torcello incontriamo l'ultimo figlio di un mondo perduto. Come si chiama il programma? Di là dal fiume tra gli alberi. Sì, è il libro che ha scritto Hemingway. L'ha scritto qua? Sì, lo ha scritto qua in Locanda Cipriani. Com'è? L'hai letto? Sì, l'ho letto, a dire il vero però non so che mi piace tanto, ha scritto cose migliori Hemingway, secondo me. E perché non ti piace? No, la parte che mi piace più di tutti è che ha fatto delle descrizioni di luoghi, ma come libro in sé non è un po' triste, non fa per me, ecco. Qual è un libro che ti piace di Hemingway? Ne ho letti più di uno, ma no. Tipo Il vecchio e il mare? Ti mi ha fatto una domanda, cioè, la lotta che ho fatto col pesce è praticamente una lotta che facciamo noi altri tutti i giorni qua per ciapparsi insomma la giornata, ma insomma già era evidente insomma che Il vecchio e il mare era il mio preferito, ma non volevo cascare sul banale, ecco. Donde che te vengo giocando la spinetta agli altri giochi. La laguna sembra una comunità montana. Quando si lascia la città ci sono i paesi più grandi e popolosi, ma più si sale in latitudine, più i villaggi diventano piccoli e le persone sempre meno. Ho camminato per terra fino a Fusina. Poi solo casoni isolati, qua e là solo qualche anima solitaria. Combattere in da schioppo andava de galò.
Pensa qua a nebbia, e senza radar e senza bussola. Qua non ti vedi mica niente, è quasi un muro ti vedi. Noi altri conosciamo dal terreno. Dal fondo della laguna sappiamo dove che siamo. Abbiamo sviluppato un sesto senso come i picconi viaggiatori che arrivano lo stesso comunque con... All'estremo nord della laguna i paesaggi si fanno lunari. Qui troviamo isole dai nomi antichi, Ammiana, Costanziaca, Sant'Ariano e molte altre un tempo popolate e ormai abbandonate, oppure scomparse sotto le acque, mondi sommersi. Dove che vede sto specchio d'acqua qua, che c'era l'antica isola di Acentranica, adesso è sprofondata, c'è già 600-700 anni che è sprofondata. Quando che noi altri posizioniamo le reti da pesca che confichiamo con quei paletti dei castagni, arriviamo a un massimo di 70 cm perché sotto dopo troviamo la pavimentazione romana. Qui era tutta terra emersa, c'era tutta città. Quindi questo vuol dire che piano piano tutto scomparirà? Sicuramente. Tuo figlio ce lo porti qua? Sì, mio figlio fin da bambino, anche se non seguirà le mie orme, lo sempre portare, appunto via in barca con me anche perché voglio insegnare qualcosa, appunto perché la tradizione una volta che mi non vado più via non vada completamente dispersa, cioè che resta comunque una testimonianza per dopo, insomma, ecco. La nostra laguna la ga sul cuore anche io, come che sia giusto che sia, ecco. Concludiamo il nostro viaggio a tre porti, l'agognato approdo, la terra promessa, l'Eden dove ogni lagunare sogna di andare. Ci interroghiamo sul perché di questo miraggio. Gioca punti considerato Giappone. Ma c'è più. No? E te appena fatto è ora di cucì. Dai quel cavallo, quell'asino. Questi. Non c'è niente. Scusa. Ma qui c'è spade. Buone. Non va bene, devo dare. E ora adesso c'è un però qua.